tutte donne. Fermi lì, no, attenzione, non muovetevi, vi consigliamo di accomodarvi tranquillamente sul vostro divano perché adesso vi proporremo una serie di errori ed interferenze, tratti chiaramente dalla TV locale, la TV più sincera della quale facciamo parte. State lì, tutto quello che non avete mai visto. Fare agriturismo, turismo rurale. Sì, dico, indubbiamente appunto, è più semplice appunto, per un motivo semplicissimo, appunto, perché è stata emanata appunto, un'apposita legge che disciplina appunto, il turismo rurale, appunto, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana appunto, nel dicembre del 2001. Fino a questo momento non avevamo appunto il turismo rurale, appunto, se ne parlava ma non c'era, appunto, quindi in Italia appunto manca la legge, però è una normativa di molto appunto che riscuote molto favore da parte della Commissione europea, perché significa appunto fare un turismo appunto per così dire ecoambientale, appunto, valorizzando le tradizioni appunto e l'ambiente, l'enogastronomia appunto del luogo e quindi a contatto con la natura, ed è molto appunto visto con molto appunto favore dalla Commissione europea. Oggi abbiamo la normativa, abbiamo già come assessorato appunto emanato il decreto appunto che fissa gli standard dei requisiti e in fase di pubblicazione sulla Gazzetta, per cui appunto è diventata appunto da oggi operativo il turismo rurale, si può fare il turismo rurale appunto e quindi si può accedere anche a quelli che sono gli incentivi previsti e dalla Commissione Comunità Europea e dalle disposizioni regionali. Bene, è tutto, grazie per la cortese attenzione, arrivederci. Perché oggi siete stati per le vie del paese? Per alcuni è stato un sindaco molto propositivo, efficiente, efficace. Per altri ha posto in essere le attività promosse da chi l'ha preceduto. C'è chi l'ha definita il sindaco cerimoniere, il sindaco delle inaugurazioni. Ecco, come risponde? Che raccontano una serie di Ci sono molti operatori 118, servizio SUES di urgenza ed emergenza, poi blocchi perché non gosto catarro. Per la vostra informazione, per la nostra informazione. Hkanaway 554. La bambina ha cominciato a usare dei padre buona, la padre buona non si va a sedere. Fermati un attimo, 33 anni, no 38, papà mi ha informato male evidentemente, ma non mi dimostra, mio zio era, ho sbagliato tutto, sono minchiato. La donna che impara, la donna che riesce ad affrontare le giornate della vita attraverso, a me piace intervista, spesso e volentieri abbiamo assistito ad atti di grande sì, sicuramente è stata una faticata, non mi piace intervista, mi piace. Da quando tempo non fa l'amore extra, Presidente? Extra che vuol dire? Extraconiugale. Mai, sono sempre stato fedele a mia moglie, non ho mai fatto l'amore extraconiugale. Quando mi mangio la racina, io me ne mangio un bel raccioppolo, io faccio un bello brindisi all'amico Angelo Ruopolo! Tante occasioni da gol, non siamo riusciti a ascoltare. Il nostro portiere durante la partita non ha fatto neanche un tiro in porta. In domenica appunto alle 22:15 e in replica lunedì alle 20:50. Una giocata pazzesca.
Io le chiedo come trascorrerà l'ultimo... Che bello, tutto grazioso, vedi a vicenda? Sì. È vero, e perché mi fa la fotografia? No, le chiediamo come trascorrerà l'ultimo dell'anno. E i miei fratelli, con il nipote del commissario, che è il nipote del commissario. Io le chiedo come trascorrerà l'ultimo... Che bello, tutto grazioso, vedi a vicenda? Che sei bello! Che sei grazioso! Fantastico, ne approfittiamo tra l'altro per salutare il buon Lazzaro, grande professionista, giornalista che stimo tantissimo.